Bene, abbiamo avuto il via. Buonasera a tutti e tutte, grazie. Siamo quasi tutti quelli che dovremmo essere perché i posti sono stati prenotati tutti, quindi arriveranno dopo un'informazione di servizio. Quello che avete avuto è un foglio con il canto che verrà declamato dal professor Pratesi, è piccolo come al solito, però è diviso in 6 parti che sono numerate 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ci sono i numeri in alto, sono un po' scoloriti. E poi c'è la locandina in bianco e nero, perché però non avevo potuto far di meglio, del ciclo completo, di cui questo è il primo incontro. Allora, la nostra assessora non ha potuto, però mi ha detto, mi riferisco testuale, abbraccia, abbraccia, abbraccia. Questo mi ha detto Alessia Zambon, la nostra assessora alla cultura. E ringrazio Arci, Biblioteca, Casa della Musica, Assessorato alla Cultura e naturalmente il professor Pratesi, che è di nuovo fra di noi, credo per la quarta o quinta volta, penso, in questi ultimi 3 anni. Quindi sarò molto breve sulla presentazione del professore, lo dico per chi non lo sa. Il professore viene da Firenze, è fisico, lavora in campo matematico e collabora col Museo Galileo di Firenze. Guardavo prima una casualità che ho colto proprio dopo che ci siamo incontrati. Guardavo il ciclo, di cui questo appunto è il primo incontro. Il ciclo comincia con il professor Riccardo Pratesi, che è fisico fiorentino, e termina con 2 persone sempre del mondo della cultura. Quindi noi cominciamo con un fisico fiorentino e finiamo con 2 persone che dialogano sopra un libro che hanno scritto, che riguarda la visione del viaggio in Marco Polo e in Dante, che sono un fisico, che è il professor Mussardo di Trieste, e un fiorentino. No, quindi è proprio è la chiusura. Casualmente non abbiamo, cioè nella girandola delle date, è la chiusura del cerchio completo, cioè questo cerchio per il quale Dante stravedeva, cioè i cerchi ci sono dappertutto, c'è fin la quadratura del cerchio, il triangolo rettangolo inscritto nel semicerchio, no? Cioè Dante ha cerchi ovunque, no? Quella chiusura perfetta del cerchio. Allora, che cosa stiamo celebrando oggi? Quello che stiamo celebrando oggi è, visto che l'amore compare nel titolo che è stato scelto per questo ciclo, celebriamo una delle forme dell'amore, anche più di una, per la verità, oggi. Cioè celebriamo intanto l'amore di Riccardo Pratesi, che noi già conosciamo perché l'abbiamo già sperimentato, per Dante e nello specifico per la Divina Commedia. E poi quell'amore comune, ho scoperto nel tempo leggendo la tesi di dottorato del professor Pratesi, quell'amore comune fra Riccardo Pratesi e Dante Alighieri, che hanno in comune l'amore per la memoria e sono persone anche dotate, tutte e due, è stato Dante Alighieri, tu sei ancora vivo, no? E dotate entrambe di memoria straordinaria. E proprio il professor Pratesi ce lo ricorda nella sua tesi di dottorato, questa memoria riconosciuta, insomma, di Dante Alighieri e questa sua passione per la memoria. Quindi quello che si celebra è questo, il valore della memoria. In particolare, quello che credo, e con ciò concludo la mia presentazione, è che ci siano delle parole chiave che sono state riportate sia nel titolo di questo ciclo che nel titolo di questa specifica conferenza, perché questa specifica conferenza ha come prima parola proprio memoria. Il ciclo parla di riflessioni d'amore e conoscenza. Ebbene, queste 3 parole chiave, credo, memoria, amore e conoscenza, sono, a mio parere, indissolubili.
indissolubili, perché hanno a che fare tutte e tre con delle specie diverse di totalità. Cioè il fatto che il professor Pratesi conosca a memoria tutta la Divina Commedia vuol dire che ce l'ha totalmente, interamente contenuta, non solo nella sua mente, sede della memoria, ma nelle fibre di se stesso, assieme all'amore per la Divina Commedia e per Dante. E la memoria viene esercitata per contenere questa totalità che gli dà una posizione privilegiata di lettura e di fruizione di questo oggetto d'amore che è la Divina Commedia. È evidente che sia l'amore che la conoscenza entrambe riguardano totalità, cioè assieme alla memoria, come ho detto adesso, cioè questa totalità che però è una totalità dinamica, una totalità in fieri, una totalità di cui uno che ha a memoria l'intera Divina Commedia ne coglie immediatamente i fili che la connettono, ne coglie il senso generale, la coglie, come si dice, intera. Secondo me questo legame è un legame inscindibile, anche perché non si ama senza conoscere, così come non si conosce senza amare. E la memoria è suggello di tutto questo, tant'è che, per concludere questa presentazione, come abbiamo detto, volevo citare proprio dalla tesi di dottorato del professor Pratesi, siccome c'è un capitolo dedicato alla memoria, e questo capitolo si intitola proprio, ne parlavamo prima, come c'era da suggello la memoria, perché secondo me sono parole straordinarie per definire questa cosa, che la prima parola che troviamo nel nostro titolo è che è la parola centrale. Dove si trova collocata questa memoria? Leggo dalla tesi di dottorato in storia della scienza del professore. Parla della memoria e dice: divenne parte fondamentale della virtù della prudenza, no? Cioè le virtù cardinali che abbiamo imparato a memoria, no? Prudenza, divisa appunto in memoria delle cose passate, intelligenza o comprensione delle cose presenti e provvidenza o volontà riguardo alle cose future. In quest'ottica l'intero cosmo della commedia appare come un immenso edificio mnemotecnico con i suoi ambienti differenziati, i suoi personaggi impressionanti. Oggi parleremo anche, non solo parleremo col professor Pratesi, anzi parlerà lui, parleremo anche di questo. Grazie. Di solito sono uso andare senza microfono, ma qui bisogna andare col microfono, se no non possiamo. Sì, tra l'Ethelle o Noè nel 33esimo canto del Paradiso c'è una discussione tra Beatrice e Dante, di cui parleremo un po' in dettaglio perché è pertinente a quello di cui discutiamo, e alla domanda di Beatrice se ha accolto bene quello, se Dante ha accolto bene quello che lei ha detto, Dante risponde: siccome c'era da suggello che la figura impressa non trasmuta, segnato è or da voi lo mio cervello. Quindi questa era propriamente la citazione dal Purgatorio, e è in particolare nel Purgatorio che queste tre, diciamo, virtù parziali, cioè memoria, intelligenza e volontà, ritornano più volte. Ritornano quasi come il trittico superbia, invidia e avarizia, che viene citato come il trittico dei vizi peggiori dei fiorentini. Invece memoria, intelligenza e volontà sono le tre virtù che dopo la morte risultano essere più che prima agute. Questo dice Stazio a Dante nel 25esimo canto del Purgatorio,
quando Dante si stupisce del fatto che le anime dei golosi possano dimagrire pur non avendo bisogno di mangiare, e allora, siccome questa è una conoscenza mistica che Virgilio, anima infernale, non possiede, è Stazio che risponde a Dante, e dopo avergli illustrato di come la anima divina si interseca con le fibre umane, diciamo così, gli spiega come funzionano le cose alla fine del ciclo vitale. Quando la chesis non ha più del lino, solvesi della carne, e in virtute ne porta seco e l'umano e il divino. L'altre potenze, tutte quante mute, memoria, intelligenza e volontade in atto molto più che prima agute. Ora, vediamo in particolare appunto questa storia della memoria, perché la memoria ha una storia effettivamente, una storia che attraversa l'età classica e poi ritorna in ambito medievale con vesti, diciamo, trasmutate, diciamo così. Il trattato a cui di solito si fa riferimento è un trattato che per tutto il Medioevo era stato attribuito a Cicerone, è la Lettera ad Herennium, che veniva chiamato il secondo libro della retorica di Cicerone, o l'Ad Herennium. Adesso è l'Ad Herennium dello pseudo Cicerone, perché è stato riconosciuto apocrifo, insomma non si sa bene chi l'ha scritto, ma in questo trattato viene espresso il modo con cui si possono memorizzare grandi quantità di dati. Questa tecnica viene fatta risalire in maniera leggendaria a Simonide. Simonide è un poeta greco del, credo, VI secolo a.C., che è citato da Dante, è citato fra le anime presenti nel limbo proprio da Virgilio a Stazio, quando salendo su per il Purgatorio incontrano Stazio, che si è liberato dalla sua pena nella cornice degli avari e prodighi, in quanto prodigo, e Stazio, che aveva Virgilio come suo modello di poetica, rimane estasiato, e quindi durante tutte queste chiacchiere gli dice: ma chi c'è lì con te nel limbo? C'è tra gli altri questo Simonide. Ora, Simonide, poeta greco, è noto, diciamo, in letteratura per essere il primo che è potuto vivere dei proventi della sua poesia, quindi il primo poeta professionista, per così dire, che soprattutto guadagnava nel fare odi ai vincitori delle Olimpiadi, per esempio, e si racconta che una volta un pugile di nome Scopa, vincitore dell'Olimpiade, aveva chiamato Simonide a comporre un'ode in suo onore. Simonide l'aveva composta, e quest'ode citava anche gli dei gemelli Castore e Polluce. Al banchetto, con tutti gli invitati intorno a questo desco, il campione Scopa dice a Simonide: bene, visto che in quest'ode hai decantato le lodi non solo mie ma anche di Castore e Polluce, allora io ti darò un terzo di quello che ti avevo detto, gli altri 2 terzi te li fai dare un po' da Castore, un po' da Polluce. Simonide ci rimane un po' male, ma dopo un po' un cameriere va da Simonide e gli dice: guardi, ci sono 2 persone alla porta che l'aspettano. Lui va e non c'è nessuno, ma mentre lui è alla porta il soffitto crolla sui convitati, maciullandoli irribilmente tutti, rendendoli irriconoscibili. Arrivano quindi i parenti che vogliono i miseri resti, nessuno è in grado di riconoscerli, ma Simonide è in grado di riconoscerli perché si ricorda dove erano seduti al tavolo, e quindi dalla posizione lui ricostruisce chi erano i vari miseri resti. Di qui nasce la mnemotecnica, cioè una tecnica con la quale possiamo, in realtà è ancora oggi usata da questi fenomeni della memoria, in realtà usano tecniche di questo genere, cioè uno si costruisce un palazzo mnemonico, può essere anche un palazzo reale, ma può essere anche una costruzione fittizia,
che sia pieno di appartamenti, di stanze, popolato e arredato, e in cui i personaggi e le ambientazioni siano fortemente impressionanti, non certo roba anonima e di poco esaltante. E ciascuno di questi arredi e personaggi sia significativo di qualcosa, non necessariamente di se stesso. Come dire, se io faccio un nodo al fazzoletto, non è che mi devo ricordare di fare nodi al fazzoletto, è significativo di qualcos'altro. E quindi si sviluppa anche tutta un'iconologia, una storia per metafore, per cui alcune cose si dipingono in una certa maniera perché tutti sanno che un serpente che esce dalla bocca è l'invidia, per esempio, e tutte queste rappresentazioni. Nell'Aderenium dello pseudo Cicerone, questa tecnica è diciamo, descritta in dettaglio con un esempio. E dice: fai finta di essere un avvocato, guarda caso, Cicerone, e ti devi ricordare il caso. Immaginate, lui non aveva mica il computer, non aveva nemmeno, insomma, la possibilità di fare tavolette di cera e di archiviarle da qualche parte, magari forse c'era, ma la lentezza sia del riprodurre la tavoletta che di archiviarla e tenerla da qualche parte, certamente una tecnica per tenere a memoria le cose è decisamente più utile. Ecco. Allora dice: se ti devi ricordare il caso di un uomo che è stato avvelenato a causa di una eredità, e ci sono dei testimoni al fatto. Allora tu ti ricorderai un uomo disteso su un letto che abbia in una mano una ciotola che ti ricorderà il veleno, il fatto che è sul letto ti ricorda che è morto, è vittima di questa cosa, e nella mano destra intorno all'anulare ci siano dei testicoli di Ariete. Questi testicoli di Ariete ti ricorderanno i testes, e quindi si capisce che le tecniche di memorizzazione non sono solo, quindi, come detto ora, iconologiche, cioè legate a delle immagini, ma possono essere anche legate a delle parole. Per cui abbiamo la memoria rerum, la memoria legata alle cose, e la memoria verborum, cioè la memoria legata alle parole. Come fa a ricordarmi tutta la commedia? Beh, a parte io penso di essere autistico, però questo non... Ma è molto di aiuto sia la memoria rerum che la memoria verborum. Posso dire questo, che è veramente paradossale, a parte il fatto che non mi ricordo cosa mi ricordo, anche se me lo ricordo, però non sono sicuro, ma me lo ricordo o non me lo ricordo, eppure me lo ricordo. Ma per dire, l'inferno è zippabile, è comprimibile. In testa mia l'inferno piglia pochissimo posto. Io posso muovermi per l'inferno come un drone che vede tutto e poi in ogni momento scendere giù in ogni piccolo passaggio e avere sia l'immagine complessiva che quella dettagliata. Nel purgatorio questo è già un po' più faticoso, però ci si riesce perché c'è comunque un'ambientazione teatrale, ma nel paradiso è quasi tutta memoria verborum. E l'informazione che c'è nel paradiso, questo è veramente incomprimibile. E dico non a caso, perché quando seguivo il corso di fisica superiore con un luminare da poco scomparso che si chiamava Fortunato Tito Arecchi, lui fece proprio un esempio di questo tipo per illustrarci il concetto di incomprimibilità dell'informazione. Dice: voi avete un problema, dovete stampare una sequenza di caratteri, diciamo le 3 lettere A e O. Bene, voi potete dare l'istruzione: cara macchina, stampa le lettere A e O in quest'ordine, fino a che non ti dico di smettere. Beh, informazione, cioè istruzione brevissima, stampa lunga quanto si vuole. Seconda possibilità: scegli te in maniera casuale le 3 lettere A e O e stampamele fino a che non ti dico di smettere. Anche qui istruzione brevissima, infinita stampa. Terzo caso: mettimi le lettere A e O nell'ordine in cui compaiono nella Divina Commedia. L'informazione, l'input
è la Divina Commedia, l'output è la Divina Commedia. In questo caso l'informazione è incomprimibile. Ecco, da questo punto di vista, questa associazione mi è tornata veramente in mente quando, terminando la memorizzazione del Paradiso, mi sono reso conto di questa cosa, che il Paradiso è veramente incomprimibile. Io non posso dire che sì, il Paradiso lo posseggo come l'inferno, lo so a memoria, ma devo dire un canto dall'inizio alla fine, come farò ora tra poco per il 29esimo canto del Paradiso. Qui si sta andando per troppe direzioni, quindi vediamo di tornare a noi. Allora, la memoria dunque in ambito classico aveva un ruolo professionale, cioè se te vuoi essere un retore, un oratore, un avvocato, un senatore, certamente la memoria è uno strumento fondamentale, proprio uno strumento professionale, che quindi viene, diciamo, coltivato, organizzato e studiato e applicato proprio in funzione della sua utilità in campo professionale. Casca l'impero romano, e chi fa più l'avvocato? E chi fa più il senatore o l'oratore? Ci sono secoli bui in cui si sente solo gracchiare la penna di Beda il Venerabile in tutta Europa, poi c'è finalmente un po' di risveglio, soprattutto in ambito della predicazione, la memoria torna a essere importante. I predicatori, non mi ricordo, ho visto una lezione di uno dei miei miti, penso sia mito quasi di tutti, Alessandro Barbero, che parlava, non mi ricordo di chi, di questo tizio, uno da Parma, come si chiama, insomma, un frate, che sapeva a memoria la Bibbia. E questa era una conditio sine qua non per un predicatore. Certo, non necessariamente doveva sapere tutta la Bibbia, ma più, diciamo, strumento, più bagaglio aveva a disposizione, direttamente pronto, a memoria, più naturalmente era capace di predicare, di fare dibattiti, di dispute filosofiche e cose di questo genere. E quindi la memoria ritorna a essere in qualche modo praticata. Ecco. Quando si comincia a saper leggere, saper scrivere, dopo, diciamo, i secoli bui, appunto, il Beda, il Venerabile, eccetera, ma non c'è i libri a stampa, e se mi passa un libro manoscritto particolarmente interessante, e bisognerà che me lo impari a memoria, posso andare a fare le fotocopie come ha fatto Dianella con il canto, per l'appunto. Per cui anche qui c'è per esempio una lettera di Petrarca a Boccaccio che dice: ah, quella novella mi è piaciuta tanto che me la sono imparata a memoria. Ecco, quindi era proprio una cosa, diciamo, non diffusissima tra tutti, però ecco, io devo dire che se venite in Toscana, gente che sa la commedia a memoria, magari non tutta, ma ampi brani, nelle campagne si trova. Gente anziana che magari non c'ha nemmeno un titolo di studio, ma che la commedia a memoria è proprio una cosa che esiste. Ecco. E forse io non so se ci sono altre opere che hanno avuto una tale fortuna di memorizzazione. Comunque rimaniamo sul tema, perché qui io tendo a... vero. Insomma, l'Aderenium dà delle indicazioni precise. Questo palazzo mnemonico non deve essere né troppo illuminato né troppo poco, i personaggi devono essere appunto molto impressionanti e tutto deve essere ben chiaro e distinto. Ora, non sempre nella commedia queste prescrizioni sono seguite, perché l'inferno è decisamente buio. Tuttavia ci sono scene che sono certamente impressionanti. Io vi dicerto, e ancor par ch'io il veggia, un busto senza capo, andarsi come andavan gli altri della trista greggia, e il capotronco tenea per le chiome, pesol con mano, a guisa di lanterna, e quel mirava noi e dicea: oh me. La scena è assolutamente buia, si vede nulla, però questa testa staccata in mano, che appunto anche i film di Quentin Tarantino devono molto, devono tutto a Dante, veramente, perché tutte queste scene c'erano già in Dante. Ora, la
memoria all'interno della commedia ce l'ha naturalmente un ruolo, che non è solo, chiamiamolo, questo ruolo esterno che io incarno, cioè la mnemofilia, chiamiamola così, della commedia, cioè il fatto che sia scritta in una maniera che la fa facile a impararsi a memoria. Per me, a questo punto, sì, certo, io non mi sarei imparato a memoria, che ne so, il Decamerone, ma nemmeno l'Ariosto, perché bellissimo, l'Ariosto l'ho letto, qualche ottava la so, bellissimo, ma anche lì non è mnemofilo come la commedia, perché sono ottave, e se te non sai l'ottava che viene dopo, non c'hai modo di riagguantarla. Invece le rime incatenate sono di grande aiuto, è memoria verborum in questo caso. Ora, la commedia ha un ruolo per la memoria al di là di questo ruolo, per così dire, esterno? È certo che ce l'ha un ruolo. Intanto l'unico vivo è Dante, per cui è un monumento alla memoria della gente che incontra, che è un monumento proprio alla memoria. Ma di più, non è solamente questo. La memoria ha proprio un ruolo narrativo. Nel centro della commedia, diciamo a 2/3 della commedia, in cima al Purgatorio, ci sono due fiumi, lo sanno tutti, l'Etè e Unoè. E questi su cosa agiscono? Agiscono proprio sulla memoria. Ora, Stazio ci ha detto che dopo morto, memoria, intelligenza e volontà sono in atto molto più che prima Gute. Come ha detto Dianella, memoria, intelligenza e volontà in ambito cristiano diventano le 3 parti della virtù di prudenza. Virtù cardinale: giustizia, fortezza, prudenza e temperanza. La prudenza è fatta di questi 3 elementi: memoria delle cose passate. Se io voglio essere prudente e quindi non correre rischi, devo ricordarmi di che è successo prima, perché dietro quell'angolo c'erano 3 tigri, ora me lo ricordo, non ci passo più. Comprensione o intelligenza delle cose presenti, dunque, quell'angolo è quello con le tigri, quello forse no, quindi questa serie di angoli io devo comprendere, ovviamente faccio un esempio trito, però ma soprattutto ci vuole provvidenza o volontà riguardo alle cose future. Questa è una cosa interessante perché mi ha fatto venire in mente Gramsci quando parla del pessimismo della ragione e l'ottimismo della volontà. Cosa dice in quel passaggio dei quaderni, però non mi ricordo da che parte, perché appunto non è che mi ricordo tutto, e dice: il futuro è prevedibile solamente in tanto in quanto io agisco perché quelle mie previsioni si realizzino. Questo è l'ottimismo della volontà, o in ambito dantesco è la volontà riguardo alle cose future, quello che fa parte di prudenza. Bene, e il Letè e le Unoè che cosa fanno? Dunque, lasciamo perdere i dannati, che questa storia non li riguarda. I dannati non hanno perso la memoria, e naturalmente parlo della narrazione dantesca, i dannati in realtà chissà cosa fanno, ma se ci sono. Ma insomma, i dannati ricordano bene, ricordano anche d'aver visto, mi sembra d'averti visto, tu fosti prima che io disfatto, fatto. Quindi c'è gente che riconosce, insomma, la memoria esiste e è parte della dannazione, perché devono ricordarsi di che cosa hanno fatto, devono non pentirsi, perché possono anche pentirsi, ma ciò non gli cambierà la situazione, per cui loro però devono ricordarsi, e i dannati anzi raccontano tutte le loro storie, e se fossero come i dannati, come diciamo gli abitanti dell'Ade di Virgilio, che hanno bevuto nelle tè per cui hanno resettato tutta la conoscenza, beh, la commedia sarebbe stata assai meno interessante probabilmente se nessuno si ricordava nulla di quello che era stato. Invece si ricordano tutto tutti. Si ricordano tutto tutti, anche i purganti, perché il Letè viene affrontato solo alla fine del percorso purgatoriale, mentre all'inferno il dannato sta sempre per l'eternità in un solo posto, caratteristico della sua colpa principale.
In purgatorio invece i purganti viaggiano, fanno un po' in questa cornice, un po' in quell'altra, perché prima di essere pulito per andare in paradiso bisogna ripulirsi di tutti questi peccati. Di conseguenza io me li devo ricordare e devo lavarmeli prima di arrivare all'Etè. Cosa fa l'Etè? Beh, io mi sono dimenticato di dire una cosa fondamentale. Il titolo di questa serata sarebbe Le ancelle di Beatrice. Perché? Perché sono proprio le ancelle che si presentano a Dante come ancelle di Beatrice e sono le virtù cardinali. Nel 29esimo canto del Purgatorio Dante è arrivato in cima al Purgatorio, è entrato nel paradiso terrestre, camminando a un certo punto trova un fiumicello che gli interrompe il cammino e di là dal fiumicello compare prima Matelda, poi una processione grandiosa con tutti questi personaggi, anche qui metaforici, 24 seniori a due. Nel mezzo di questa processione c'è un carro trionfale tirato da un grifone e ai due lati del carro, dalla destra rota, tre donne in giro dalla destra rota venian danzando. L'una tanto rossa che appena fora dentro al fuoco nota. L'altra era come se le carni e l'ossa fossero state di smeraldo fatte. La terza parea neve, testè mossa, e or parean dalla bianca tratte or dalla rossa, e dal canto di questa l'altre toglien l'andare e tarde erratte. Dalla sinistra 4 facean festa in porpora vestite, dietro al modo d'una di lor c'avea 3 occhi in testa. Quindi abbiamo 3 ninfe sul lato destro, vestite di verde, bianco e rosso, che saranno poi i colori che ci avrà addosso Beatrice. Quindi Beatrice incarna fede, speranza e carità. Alla destra rota, vestite di porpora tutte e 4, ci sono 4 ninfe. Una di loro ha 3 occhi in testa. Chi è? È Prudenza, che ha l'occhio della memoria rivolto al passato, tristrabica delle insomma, un occhio rivolto al passato, un occhio rivolto al futuro e un occhio rivolto al presente. Più avanti Matelda prende Dante e gli fa il battesimo nell'Etè, gli fa inghiottire l'acqua dell'Etè. E dov'è che mi sono segnato, perché se no non lo riattacco il verso a metà. Ecco, quando ecco, sì. Quando Matelda prende Dante, dice: la bella donna nelle braccia aprissi, abbracciommi la testa e mi sommerse, sicché convenne ch'io l'acqua inghiottissi. Indi mi tolse e bagnato m'offerse dentro alla danza delle 4 belle, e ciascuna del braccio mi coperse. Noi siam qui ninfe, e nel ciel siamo stelle. Pria che Beatrice discendesse al mondo, fummo ordinate a lei per sue ancelle. Quindi lo dicono loro, sono le 4 belle, quindi sono le virtù cardinali, quindi sono loro le ancelle di Beatrice, destinate a ciò pria che Beatrice discendesse al mondo. Qui naturalmente si apre, ma Beatrice, bice di Folco Portinari, bellissima, fantastica sta bice di Folco Portinari, ma che c'è? 4 ancelle che dall'inizio dei tempi aspettavano arrivasse bice di Folco Portinari. Ma insomma, non voglio addentrarmi in questo tipo di discussioni, che poi si va sulle cose più probabili, ma rimaniamo a noi. Bene, cosa fa il Letè? Toglie memoria del peccato, questo gliel'ha detto Matelda. Da questa parte con virtù discende che toglie altrui memoria del peccato, dall'altro d'ogni ben fatto la rende. Quinci Letè, così dall'altro lato, e uno è, si chiama, e non adopra se quinci e quindi pria non è gustato. Quindi il Letè toglie memoria del peccato
e l'Eunoè restituisce memoria delle cose fatte bene, ma Stazio ci aveva detto che la memoria è in atto molto più che prima acuta. Allora cosa io devo rimuovere? Qui ci sono diversi studiosi che hanno diverse opinioni. C'è ma te che hai letto la mia tesi di recente, come si chiama? Insomma, c'è uno studioso, Weinmann, insomma, è uno studioso ebreo tedesco, che sostiene che Weinrich. Sostiene che le anime che arrivano in paradiso hanno una memoria lacunosa, perché gli manca la memoria degli atti peccaminosi che hanno fatto, che sono stati lavati dall'acqua dell'Etè. Allora, se è solo questo il discorso, a cosa serve l'Eunoè? Forse che il Letè è troppo potente, lava troppa roba e quindi io mi devo rimmergere in qualcosa che mi faccia rinfondere tutto quanto? Dunque, la cosa va vista secondo me alla luce di quello che dice Folchetto da Marsiglia nel nono canto del Paradiso. Folchetto si trova nel cielo di Venere. È un cielo in cui l'ombra s'appunta che il vostro mondo face, è ancora un cielo che risente delle influenze terrestri. Pensate un po' anche da questo punto di vista come si ribalta il punto di discorso. Di solito è in terra che subiamo le influenze celesti, invece qui è un cielo che subisce le influenze terrestri, ancora un pochino misto di materialità. E i beati del cielo di Venere sono spiriti amanti, sono Cunizza da Romano, famosissima al tempo di Dante per essere una che, vabbè, da vecchia è stata molto pia, ma prima di essere pia è stata l'amante di Tizio, di Caio, proprio se l'è fatti tutti, è morta vecchissima, e però alla fine è andata in paradiso. Non però qui si pente, dice Folchetto, ma si ride, non della colpa che a mente non torna, ma del valor che ordinò e provvide. Allora, qual è la situazione? Per uno spirito medievale vale un postulato, secondo me, imprescindibile, che è quello dell'horror vacui. Non ci può essere vuoto, memoria lacunosa. Io appena ho visto sta frase mi sono sentito inorridire, ma non sapevo nemmeno perché, ma mi sembrava una cosa e proprio dato, no, memoria lacunosa, ma quando mai uno si dimentica le cose per andare in paradiso? Ma non esiste, non esiste. Allora, lo dice Folchetto, il Letè mi lava tutto, il ricordo dell'azione peccaminosa, ma soprattutto il senso di colpa associato. L'Eunoè mi ripristina la memoria del fatto e di tutti i fatti, perché io non posso andare al cospetto di Dio un pochino inebetito dall'acqua dell'Etè. E allora tutto ciò che viene rimosso è il senso di colpa legato al peccato, perché tanto ho già scontato tutto in purgatorio. Alla fine quello che io mi devo ricordare è come il mio percorso mortale, nel mio periodo terrestre, anche con questi peccati o questi errori, tutto comunque ha congiurato a ciò che io diventassi beato. Per cui tutte le mie azioni sono valide e degne di essere ricordate, non certo nella forma del senso di colpa. Non posso andare certamente in paradiso pieno di senso di colpa. E quindi andiamo direttamente in paradiso. Questo discorso della memoria, intelligenza e volontà non riguarda le intelligenze motrici. Perché non riguarda le intelligenze motrici? Beh, intanto come è stato creato l'universo. Ecco, qui vorrei chiamarvi a fare tabula rasa del pregiudizio anagrafico. Io chiamo pregiudizio anagrafico l'idea che noi, essendo venuti 700 anni dopo Dante, su tante cose ne sappiamo più di lui. Vedrai, no? Ecco, io vorrei che si abolisse, anche solo per gioco, questo pregiudizio anagrafico.
e facessimo finta che Dante le sapesse veramente tutte. Magari perché qualcuno gliele aveva dette, magari perché lui per qualche motivo le aveva sentite ispirate, ma in che modo noi potremmo spiegare l'essenza del Big Bang a un uomo medievale? Come fa Dante nel 29° canto del Paradiso, che tra poco vi illustrerò, che vi reciterò. Il Big Bang è stato semplicemente l'esplosione di Dio che, non per aumentare il proprio bene, che è una cosa impossibile, ma per godere della sua stessa esistenza. Per poter godere della sua stessa esistenza è esploso in tutta questa miriade infinita di specchi. Non è infinita, è finita, un numero enorme, incalcolabile, inesprimibile, ma finito. Mi viene in mente G64, non so se qualcuno di voi lo conosce, si chiama numero di Graham. È un numero che ha un significato in un teorema molto complicato, ma è un numero spaventosamente grande. Un numero tale che se scrivessimo una cifra di quel numero su ogni particella elementare dell'universo visibile, avremmo scritto solo una frazione infinitesima di questo numero, che è definito come una progressione, insomma, una roba spaventosa, un numero che, quando noi si insegna a matematica a fare il limite all'infinito, l'infinito non fa tanta paura, perché alla fin fine è una scatolina che si sa come funziona, sta di sotto fa 0, sta di sopra, eccetera. Ma i numeri spaventosamente grandi, a me questi mi fanno paura, molto più paura dell'infinito. I numeri che sono concepibili ma non possono essere contenuti nell'universo. Vabbè. Questo è il numero degli angeli in cui è esploso Dio al momento del Big Bang. Ma nemmeno 20 secondi passano che parte degli angeli si ribella e abbiamo la caduta di Lucifero. Lucifero si insuperbisce e viene proiettato in giù. Quando noi diciamo che il Big Bang è una singolarità e che non ha senso chiedersi cosa ci fosse prima, proprio perché è una singolarità, è di molto più semplice che dire né prima quasi torpente si giacque, che né prima né poscia procedette lo discorrer di Dio sovra quest'acque. Sta dicendo, il momento dell'inizio della creazione è un momento di una singolarità. Nel linguaggio moderno è questo, diciamo, che è molto più chiaro che dire che non c'è un prima, non c'è un dopo, anche se c'è stato un inizio. Vediamo anche quest'altro punto di vista. Gli angeli non hanno bisogno, per l'appunto, di memoria, intelligenza e volontà. Perché? Perché vedono la faccia di Dio. E nella faccia di Dio c'è tutto, il presente, il passato, ogni luogo. Abbiamo un concetto fisico odierno che abbia questa proprietà? In fondo sì, i fotoni. Le particelle di luce, se uno fosse a cavallo di una particella di luce, per lui il tempo non scorrerebbe. Cioè ogni momento sarebbe ora. Non solo, ma tutte le distanze si schiacciano e tutti i dove sono qui. Quindi in realtà io quando ho detto, ma allora quando Dante parla degli angeli e delle intelligenze motrici, i fotoni. E visti da questo punto di vista, io ho un fotone che è stato emesso dal Big Bang e viaggia fino a ora, e noi lo guardiamo col telescopio. Dal punto di vista del fotone non è passato manco una frazione di miliardesimo di secondo e non si è mosso nemmeno di 1 millimetro dal suo punto di vista. Tutto era schiacciato e tutto era lì. Quindi in realtà tutto dal punto di vista del fotone è cucito in un'unica essenza, in un unico punto. E come si fa a spiegare una cosa del genere a un uomo medievale? Ora riagguantare pezzi della commedia in qua e in là così al volo diventa sempre più difficile. Sono già le 7:30 e direi quindi che andiamo velocemente a... Dunque,
l'universo è stato creato in questa maniera, per esplosione di amore di Dio. La gente però, per amor di narcisismo, dice le peggio cose. Questo è un fiorentinismo, dice le cose peggiori. E per esempio la gente dice che durante la passione di Cristo ci fu un'eclissi di sole. Bene, sottoponiamo a perizia astronomica questa affermazione. Durante la passione di Cristo c'era il plenilunio, lo sanno tutti, tant'è che la Pasqua si fa dopo il plenilunio, eccetera. Poi il plenilunio quando è? Quando la luna è esattamente opposta al sole. E l'eclissi di sole quando si ha? Quando la luna invece è interposta al sole, e quindi dovrebbe essere il novilunio. Se qualcuno mi dice che durante la passione di Cristo c'è stata un'eclissi, vuol dire che pensa che la luna abbia fatto il cammino a ritroso per interporsi col sole. Non solo, ma durante un'eclissi di sole la zona oscurata è piccola, non una zona immensa che va dalla Spagna all'India, dice Dante. Quindi tutte queste favole servono solo a ingrassare il porco di Sant'Antonio. Parole di Dante, io non mi metterei mai a dire una cosa di genere. Ma dopo tutta questa digressione, dopo aver visto tutte queste cose bellissime, tutti questi traviamenti della gente, torniamo a rivedere l'essenza che te stai guardando, perché nel 29esimo canto del Paradiso già stanno osservando il punto luminosissimo che è Dio. E guarda, Dio per potersi esprimere, per potersi manifestare, ha bisogno di questi 1000.000 fantastiliardi di specchi, ma è uno manendo in sé, come davanti, che è l'ultimo verso del 29esimo del Paradiso, che quindi io vado a recitare. Voi avete davanti, il principio è quando ambedue li figli di Latona. I figli di Latona sono il Sole e la Luna, che sono in opposizione, perché siamo per l'appunto al plenilunio, e Beatrice rimane taciturna per il tempo che ci mettono il Sole e la Luna in opposizione a dilibrarsi. Quindi c'è chi pensa il tempo che ci mette il disco a andare sotto, c'è chi pensa invece sia proprio un istante minimo. In ogni caso è un canto densissimo di cosmogonia, di astronomia e anche, volendo, di astrologia. Comunque veniamo al canto 29esimo del Paradiso. Quando ambedue li figli di Latona, coperti del montone e della libra, fanno dell'orizzonte insieme zona, quant'è dal punto che il ceniti in libra, infin che l'uno e l'altro da quel cinto, cambiando l'emisperio, si dilibra, tanto col volto di riso dipinto si tacque Beatrice, riguardando fiso nel punto che me avea vinto. Poi cominciò: io dico e non dimando quel che tu vuoli udir, perch'io l'ho visto là ve s'appunta ogni ubi e ogni quando. Non per avere a sé di bene acquisto, che esser non può, ma perché suo splendore potesse, risplendendo, dir subsisto, in sua eternità di tempo fore, for d'ogni altro comprender, come i piacque, saperse in nuovi amor l'eterno amore. Né prima quasi torpente si giacque, che né prima né poscia procedette lo discorrer di Dio sovra quest'acque. Forma e matera, congiunte e purette, usciro ad esser che non avia fallo, come d'arco tricordo tre saette. E come in vetro, in ambra o in cristallo, raggio resplende sì che dal venire all'esser tutto non è intervallo, così il triforme effetto del suo sire nell'esser suo raggiò insieme tutto, senza distinzione in essordire. Concreato fu ordine e costrutto alle sustanze, e quelle furon cima nel mondo in che puro atto fu produtto. Pura potenza tenne la parte ima, nel mezzo strinse potenza con atto tal vime che giammai non si divima.
Ieronimo vi scrisse lungo tratto di secoli degli angeli creati, anzi che l'altro mondo fosse fatto. Ma questo vero è scritto in molti lati dagli scrittori dello Spirito Santo, e tu te n'avvedrai sebbene agguati, e anche la ragione il vede alquanto, che non concederebbe che i motori, senza sua perfezione, fosser cotanto. Or sai tu dove e quando questi amori furon creati e come, sicché spenti nel tuo disio già son 3 ardori. Né giugnerie si numerando al 20 sì tosto, come degli angeli parte, turbò il suggetto dei vostri elementi. L'altra rimase e cominciò quest'arte che tu discerni con tanto diletto, che mai da circuir non si diparte. Principio del cader fu il maladetto superbir di colui che tu vedesti da tutti i pesi del mondo costretto. Quelli che vedi qui furono modesti a riconoscer sé dalla bontate che li avea fatti a tanto intender presti, perché le viste lor furo essaltate con grazia illuminante e con lor merto, sicché hanno ferma e piena volontate. E non voglio che dubbi, ma sia certo, che ricever la grazia è meritorio secondo che l'affetto le è aperto. Omai, d'intorno a questo consistorio, puoi contemplare assai se le parole mie son ricolte, senz'altro aiutorio. Ma perché in terra per le vostre scole si legge che l'angelica natura è tal che intende e si ricorda e vole? Ancor dirò, perché tu veggi pura la verità che laggiù si confonde equivocando in siffatta lettura. Queste sustanze, poi che fuor gioconde della faccia di Dio, non volser viso da essa, da cui nulla si nasconde. Però non hanno vedere interciso da nuovo obietto, e però non bisogna rememorar per concetto diviso. Sicché laggiù non dormendo si sogna, credendo e non credendo dicer vero, ma nell'uno è più colpa e più vergogna. Voi non andate giù per un sentiero filosofando, tanto vi trasporta l'amor dell'apparenza e il suo pensiero. E ancor questo quassù si comporta con men disdegno che quando è posposta la divina scrittura o quando è torta. Non vi si pensa quanto sangue costa seminarla nel mondo e quanto piace chi umilmente con essa s'accosta. Per apparer ciascun si ingegna e face sue invenzioni, e quelle son trascorse da predicanti, e il Vangelio si tace. Un dice che la luna si ritorse nella passione di Cristo e si interpose perché il lume del sol giù non si porse, e mente che la luce si nascose da sé, però agli ispani e agli indi come a giudei tale eclissi rispose. Non ha Fiorenza tanti lapi e bindi quante siffatte favole per anno in Pergamo si gridan quinci e quindi, sicché le pecorelle che non sanno tornan dal pasco pasciute di vento, e non le scusa non vederlo danno. Non disse Cristo al suo primo convento: andate e predicate al mondo ciance, ma diede lor verace fondamento. E quel tanto sonò nelle sue guance, sì che a pugnar per accender la fede dell'Evangelio fero scudo e lance. Ora si va con motti e con iscede a predicare, purché ben si rida, gonfia il cappuccio e più non si richiede. Ma tale uccel nel becchetto s'annida, che se il vulgo vedesse vederebbe la perdonanza di che il si confida, per cui tanta stoltezza in terra crebbe, che senza prova d'alcun testimonio ad ogni promissione si correrebbe. Di questo ingrassa il porco Sant'Antonio, e altri assai che sono ancor più porci, pagando di moneta senza conio. Ma perché siam digressi assai, ritorci gli occhi oramai verso la dritta strada, sicché la via col tempo si raccorci.
questa natura si oltre, si ingrada in numero, che mai non fu loquela né concetto mortal che tanto vada. E se tu guardi quel che si rivela per Daniel, vedrai che in sue migliaia determinato numero si cela. La prima luce che tutta la raia, per tanti modi in essa si recepe, quanti son gli splendori a chi s'appaia. Onde, però che all'atto che concepe segue l'affetto, d'amar la dolcezza, diversamente in essa ferve e tepe. Vedi l'eccelso mai e la larghezza dell'eterno valor, poscia che tanti speculi fatti sai in che si spezza uno manendo in sé, come davanti. Grazie. Bene, direi proprio bene. Allora, io questa relazione non l'avevo mai sentita, perché Riccardo Pratesi, possiamo sostenerlo, no? L'hai preparata appositamente per Cervignano del Friuli. Quindi, Cervignano, quindi grazie doppiamente. Allora io chiederei se qualcuno vuole fare qualche domanda, perché io avrei 3-4 cose da chiedere anch'io. Dopo, ma intanto aspettiamo domande. No, guardo lui perché no, dopo. No, guardo lui perché lui è un esperto di cinema, no? E mi veniva in mente quel film di Woody Allen sulla memorizzazione. Com'era quel film lì? Cos'era? Non me lo ricordo più. Avevi visto tu un film? Se lo ricordo? Sì, che diceva 10 elefanti azzurri, eccetera. Come ricordava quella persona? Abbiamo detto la totalità contenuta, abbiamo detto prima, no? La totalità contenuta. Domande, se no chiedo io. Chiedo, insomma, volevo fare un'osservazione. Allora, mi ha colpito molto, proprio impressionato, anche perché non l'avevo mai sentita dalla tua bocca e neanche dalla bocca di nessun altro, anche perché non avrebbe potuto essere. Noi avevamo già parlato di quanta matematica e quanta fisica, ma non quella matematica numerologica, no, oppure quella geometria del cerchio che ricordavo prima, matematica complessa, non so, quella dell'ipersfera, per esempio, che compare nel Paradiso, no? Cioè, di fatto quella è esattamente un'ipersfera, ne avevamo parlato forse in una delle tue relazioni precedenti. Quindi questa cosa già la sapevo, no? Quello che invece non sapevo è proprio l'aspetto, diciamo, finale fisico, in cui parlavi degli angeli e hai citato i fotoni, perché di fatto quando uno parla di Big Bang, gli viene a fare la domanda, ma è prima? No? E allora la risposta che uno fa, ma prima niente, non ha senso prima, perché col Big Bang nasce anche il tempo, con tutte le parole che il tempo si porta dietro, prima, dopo, eccetera, eccetera, passato, presente, futuro. Cioè, questa è la risposta che di solito, almeno quella che io do. Ora, ecco, ora, sì, questa è l'osservazione. Come dire, che nella Divina Commedia si trova veramente ogni volta, ma non è perché la Divina Commedia sia un classico, cioè la Divina Commedia ha un valore universale, secondo me proprio nello spazio e nel tempo. Ha questo valore di universale perché ci si trovano queste cose come se lui, il discorso che facevi tu prima, no? A noi, no? 700 anni dopo e crediamo di essere chissà chi. Ma dove? Ma quando, no? Come si dice? Cioè,
lui già in qualche modo le stava dicendo. Questa è la prima osservazione, non so se volevi aggiungere qualcosa, perché è solo un'osservazione di una cosa che vale anche per lo spazio tutto questo, naturalmente, perché noi vabbè, che quello spazio che c'è fuori, no? E noi diciamo, fuori non c'è, quello è il tutto, no? Volevi aggiungere qualcosa su questo? No. Boh. La seconda cosa che volevo dire invece non era tanto legata agli aspetti scientifici che sono, secondo me, assolutamente impressionanti. Cioè già a suo tempo, anni fa, quando ho imparato questa cosa dell'ipersfera, ha impressionato me stessa, prima di vedere, quando la raccontavo, come impressionasse anche le altre persone. Cioè, sono veramente cose, secondo me, come dire, totalmente razionali, eppure totalmente incredibili, no? Quasi fossero delle leggende, come i numeri che vengono costruiti sopra la piramide o la Sfinge. Queste non sono costruzioni che sono fatte sopra, secondo me. Cioè, sono cose che hanno un substrato. No? Sei d'accordo su questa cosa qui? Se l'hai detta, no? Posso immaginare che tu sia d'accordo. Questione 2, invece, che non c'entra nulla con l'argomento di adesso, volevo portare l'attenzione riguardo alla memoria, su cui ho fatto prima l'introduzione. Volevo portare l'attenzione su una cosa legata, siamo passati insomma da qui prima nelle cose che tu hai detto, cioè l'aspetto, il ruolo salvifico della memoria, perché secondo me questo è un argomento importantissimo anche nella nostra esistenza individuale e in come vediamo anche le tragedie della storia. Cioè il ruolo salvifico della memoria che viene riportato attraverso le parole di Riccardo, viene detto, è dentro la commedia. Il ruolo salvifico della memoria noi lo vediamo e lo sperimentiamo in continuazione, ma perché la memoria, adesso mi è un po' difficile spiegare, tenterò di spiegare, cioè la memoria non è soltanto ciò che resta, diciamo le persone muoiono, vabbè resta la memoria, no? Delle persone, tutti ci hanno scritto, è un aspetto della memoria anche la Divina Commedia, che è una storia di morti, no? Come abbiamo detto, qui c'è questa parte della memoria, ma la memoria è in effetti l'unica cosa che resta e salva. Faccio un esempio, cioè tutte le persone che hanno provato e ci hanno raccontato l'esperienza del campo di concentramento citano questa cosa qui. Quello che le salvava era la memoria, cioè guardiamo Primo Levi, con la sua stessa, i pezzi della Divina Commedia, no? L'Ulisse, le cose di chimica che sapeva, ciò che lo salvava dall'orrore era qualcosa che lui aveva, che riempiva la sua totalità. Ciò che ha salvato nella storia le donne, non so, anche della cultura greca, donne che non avevano nulla, a meno che non fossero state delle etere, delle prostitute, eccetera, o delle poetesse come Saffo, no? Per esempio, ciò che salvava le donne in un mondo, e anche tuttora per certe donne, in un mondo dove non hanno nulla, è la memoria, cioè quella è veramente una proprietà che salva la mia identità. Se voi pensate, molti di noi hanno degli anziani a casa, no? Io, per prima. Molti anziani perdono la memoria, ma perdono una parte della memoria. Gli anziani hanno memoria dell'amore, cioè riconoscono le persone a cui hanno voluto bene. Tanto per tornare al discorso memoria, amore e conoscenza che tentavo in qualche modo di fare prima. Cioè questi secondo me sono solo 3 esempi di come la memoria che viene celebrata, ho usato questa parola prima, sia nella Divina Commedia che in questa giornata di oggi,
sia da celebrare sempre, proprio dal punto di vista della salvezza. Secondo me volevi aggiungere? Sono d'accordo. Sei d'accordo? Perfetto. Bene. Domande? Luigi. Sì, sì, sì. Ma guarda, si può dire addirittura che ha previsto l'avvento dei messaggi WhatsApp, perché c'è nel 19° del Paradiso, in cui parla delle cose terribili che dovranno essere scritte sul libro della memoria universale, riguardo a un re di cui parla in quel momento. Dice la sua scrittura fien lettere mozze che noteranno molto in parvo loco, per scrivere tanta roba in poco posto. Ciao, che ci avete presente come i codici, bisognerà scrivere le cose, quindi lui ha anticipato anche i T9, no? Altro? Aggiungo giusto una cosina. Che cosa ha significato per me personalmente imparare a suo tempo? Allora, io non sono una cultrice della memoria, però non la esercito, per cui... Anch'io guardo i Tour de France, ma non eserciti, non eserciti, no? Vabbè. Bisogna esercitare anche lì. Però non è detto che si arrivi, anche esercitando non è detto che si arrivi. Boh. Allora, però io ricordo questa cosa di quando da studentessa di liceo ho imparato due canti della Divina Commedia a memoria, cioè uno dell'Inferno, quello Papa e Satan, cos'è quello? Non me lo... Il settimo? Avrei detto Paolo e Francesca, ma ce l'hai il settimo. Beh, ma allora, è banale, Paolo e Francesca è banale, non è banale. Però in effetti Paolo e Francesca alla fine è il centro di tutto il nostro discorso, no? Perché fra i vari amori... E poi per l'altro che hai imparato? Prego? Qual è l'altro canto che hai imparato? Non mi ricordo, appunto a proposito di memoria, ma siccome ne imparavamo uno all'anno, chi voleva fare la famosa bella figura con la professoressa di italiano, quindi ho imparato uno in terza liceo, che era questo, l'Inferno, e uno del Purgatorio in quarta liceo, perché si faceva, penso che si faccia ancora così, no? Inferno, Purgatorio e Paradiso. Allora, quello che volevo dire però era questo. Io mi ricordo molto bene cosa ho sentito e l'ho riscoperto da adulta, questa cosa qui, e l'ho riscoperto attraverso la pratica dei mantra, perché allora mi ricordo, camminavo avanti e indietro per il corridoio, no, di casa mia, in cui recitavo una terzina alla volta, cioè imparavo le terzine, una, poi la ripetevo finché l'avevo imparata, poi ripetevo quella lì e quella dopo, andavo avanti a multipli di 3, no? 3, 6, 9, poi le 3 terzine, 9, eccetera. Mentre all'inizio era difficile, cioè era uno sforzo, alla fine era come recitare un mantra, cioè aveva un aspetto liberatorio, di svuotamento della mente, cioè la mente era riempita con questo canto mentre lo ripetevo e faceva poi lo stesso effetto di una pratica meditativa di recitazione. Sei d'accordo anche su questo? Moltissimo, moltissimo, sì. Più che fare integrali, guarda, e risolvere equazioni differenziali. Beh, però scusa, risolvere qualche integrale dopo che ci hai pensato tutto il giorno, Certo.
sei pensato tutto il giorno, non sei riuscito a calcolare l'integrale, vai a dormire che non sai fare quell'integrale. Lo sogni. Lo sogni. Dopo averlo sognato la mattina lo hai risolto, perché questo penso che sia nell'esperienza di tutti noi. Cioè avere un problema, ma non solo un problema di matematica per noi che siamo matematici, ma un problema qualsiasi, anche un problema esistenziale, mi tormenta la cosa eccetera, vado a dormire con questo tormento, durante la notte qualcuno, non sempre, se no non avremmo nessun problema, li avremmo risolti tutti, soprattutto quelli che abbiamo quotidianamente nel mondo, no? Nel mondo. Però in effetti capita di avere in qualche modo il suggerimento notturno, come se qualcuno arrivasse a suggerire. Potrebbe essere qualcuno che arriva a suggerire, come potrebbe essere il fatto che la logica del sonno, che è completamente diversa dalla logica della veglia, sia stata quella necessaria a risolvere quel problema razionale, no? O no? Cioè noi nel sogno usiamo la logica del sogno, no? Però come si spiega che poi è un discorso anche lì di liberazione della mente, secondo me, ma per liberazione della mente, però per accogliere, no? Perché questo me l'hai detto tu stesso, non in questi termini, in altri termini, quando hai fatto il tuo ultimo lavoro di matematica, no? Non è vero che mi hai detto così? Accoglievi, è nella condizione di accogliere. Lui ha fatto dei lavori splendidi di matematica che potete trovare su YouTube, no? Sono tutti anche lavori di fisica, della scienza, li potete trovare su YouTube, dove trovate anche i suoi canti, tutti? Sì, tutti. Tutti i canti a Divina Commedia sono su YouTube recitati a memoria da lui, dal professor Pratesi, e poi potete trovare anche parecchi suoi lavori nel sito del Museo Galileo, no? Però c'è questa cosa di matematica che aveva l'aspetto proprio di una illuminazione, da come tu lo dicevi almeno, no? Sì, sì, è stata un'esperienza. Se no, ora bisogna andare a cena, però, non possiamo parlare anche. Boh, però uso un'altra parola ultima, però, che è una parola banale, ma non lo è, cioè lo è, ma non lo è, come il gatto. Ciao. Veggi? Cioè, è un discorso di estasi, possiamo sostenere che sia un discorso di estasi. Assolutamente sì. Boh, allora io con questa parola estasi, se non abbiamo null'altro da aggiungere, a provoca. Certo. Accolgo. Beh, ma la memoria contiene al suo interno la sua negazione, abbiamo detto prima, no? Cioè ci sono le cose che bisogna ricordare e quelle che bisogna dimenticare, no? Certo, poi non mi ricordo cosa mi ricordo, però me lo ricordo. Va bene, allora io ringrazio il professor Pratesi per essere venuto di nuovo fra di noi. Noi ci vediamo, avete avuto il programma, se volete, per il prossimo appuntamento. Grazie di aver passato la serata qui, grazie davvero. Grazie. Buonasera. Dobbiamo prenotare volta per volta?